Buongiorno, mi scusi, anche lei accarezza il sogno dell'indipendenza? Ma certamente, sì, siamo in tanti qua. Oggi siamo potuti venire pochi perché molti avevano il lavoro, avevano le loro cose, però chi ha potuto è venuto nonostante i sacrifici, perché abbiamo dovuto rinunciare alle nostre cose, al nostro tempo libero, alle famiglie, al lavoro, però siamo qui a dimostrare pacificamente, noi vogliamo ottenere il referendum, poi saranno le persone a decidere se sì o no. Noi chiediamo soltanto il referendum, lo chiediamo pacificamente, non vogliamo, ho visto dei carabinieri, non vogliamo nessun tipo di lotta, però speriamo che ci venga dato. Lei da dove viene? Padova. A Padova com'è il movimento indipendentista? Alcuni lo sentono moltissimo, le persone che conosco io sicuramente lo sentono, non sono potuti venire per varie ragioni, poi è fatica comunque spostarsi da casa per mille motivi. Nel Padovano, le chiedo, nel Padovano ci sono dei comuni che hanno già aderito? Certo, il mio per esempio, io vengo da Saccolongo, e sempre provincia di Padova, e noi siamo favorevoli. C'è un grosso numero di persone che è favorevole ad avere il referendum, noi chiediamo quello, poi l'indipendenza verrà di conseguenza, noi intanto chiediamo il referendum. Ma lei dice diamo voce alla volontà di Veneti, si esprimono, lasciamolo che si esprimano. Vogliamo che il popolo sia libero di potersi esprimere, di poter decidere, questo chiediamo noi a Roma, al palazzo che lei ha alle spalle, questo noi chiediamo. L'Italia sta rovinando praticamente il Veneto, pertanto l'unica soluzione è staccarsi dall'italia, da questo male che ci continua a rovinare, a creare disoccupazione e creare suicidi. Pertanto l'unica soluzione è l'indipendenza. Sì, noi siamo qui oggi a chiedere ai consiglieri regionali che si esprimano a favore di questo referendum, che siano a favore dopo del referendum o no è un altro conto, che votino sì o votino no. Noi oggi siamo qui a chiedere democrazia, siamo qui a chiedere un voto democratico per mettere davanti al popolo veneto una scheda referendaria con scritto una domanda chiara e precisa, sì o no, se vogliamo l'indipendenza o no. Sarà la gente poi a decidere, noi per questo siamo qui oggi e penso sia una vincita questa giornata che ci vede tutti i movimenti indipendentisti assieme. Si è aggiunta oggi la Liga Veneta della Lega Nord, si è aggiunto il Veneto Decida, c'è Indipendenza Veneta, ci siamo tutti, che il Veneto Decida è il movimento che richiama tutti i movimenti indipendentisti e questa è la vittoria. Dopo il 25 aprile che eravamo a San Marco, oggi è una giornata storica impressionante. Il tuo auspicio per il Consiglio regionale di oggi? Il mio auspicio, io spero che votino sì i consiglieri regionali, perché per noi giovani soprattutto è importante, perché o ripartiamo dal nostro territorio e ci diamo tutti una mano col nostro territorio, oppure l'Italia, mi dispiace, ma ad oggi non dà risposte a noi giovani, ci tocca scappare da qui. Tu che opinione ti sei fatta della posizione che assumerà molto probabilmente il Partito Democratico in Consiglio regionale? Hanno detto che vorrebbero uscire quando inizierà la discussione. Io spero che abbiano il coraggio di rimanere dentro e piuttosto votare no e dire perché votino no, perché uscire non mi sembra un comportamento da uomini, se possono definirsi uomini. Loro dicono... Noi stiamo chiedendo democrazia.